Chiara Cainero, Luca Zufferli e Roberto Zilli hanno ricevuto i premi Friuletica 2021, assegnato anche il premio alla memoria ad Alessandro Talotti, ritirato dai genitori Mario e Paola, visibilmente commossi. La cerimonia di consegna si è svolta al Pala Bernes di Paderno, ribattezzata Casa Talotti, sotto l'asticella del salto in alto fissata a 2,32 m, proprio in onore e memoria dell'olimpionico Talotti, scomparso nel 2021 a soli 40 anni, che aveva brillantemente superato nella sua carriera i 2,32 m. Le motivazioni dei premi Friuletica nelle parole di Alessandro Grassi. Perché la nostra associazione Euretica si propone come finalità quella di diffondere e continuare a diffondere ogni anno esempi, persone che comunque magari non ci sono più, come oggi abbiamo ricordato Alessandro Talotti, e perché queste cose rimangano nei giovani, negli studenti, in coloro che comunque fanno sport o non fanno sport, rimangano sempre degli esempi da seguire, delle luci che illuminano un po' questa società che mi sembra che abbia perso molto della etica che dovrebbe contraddistinguere. Dopo svariati successi olimpici e mondiali a Tokyo non è andata benissimo, ma nonostante ciò si è complimentata e ha abbracciato la sua amica rivale che ha vinto la medaglia. Per questo viene premiata come gesto di fair play. Se lo aspettava? Ma indubbiamente non si può pensare che le gare vadano sempre come si spera. L'Olimpiade dell'anno scorso per me è stata un'esperienza incredibile, venivamo da un anno e mezzo di pandemia, io stessa anche avevo avuto il Covid, quindi è stata un'Olimpiade particolare, anche là non si è proprio respirata l'aria olimpica come nelle 4 Olimpiadi precedenti a cui ho partecipato. Ho comunque assistito alla vittoria di una mia compagna di squadra che ha fatto l'argento, che è anche una mia grandissima amica, quindi gioire e condividere quel momento assieme per me è stato incredibile. Comunque gli ultimi 2 giorni, nonostante la mia amarezza della gara, li ho passati con lei, a festeggiare con lei e va bene così. Spero che la nostra amicizia e la nostra forza ci riesca a portare alle prossime Olimpiadi, che per me saranno le ultime, dove poter magari di nuovo gioire come abbiamo gioito nel 2016 assieme. Senti, per i giovani che messaggio lanciare per quanto riguarda la cultura sportiva? Ma direi che lo sport fa bene, quindi consiglierei ai ragazzi, se ne hanno voglia, di dedicarsi, di applicarsi allo sport, studiare anche a scuola e cercare di conciliare le due cose, perché con la forza di volontà e con la determinazione si riescono a ottenere buoni risultati. Per un arbitro cosa vuol dire ricevere un premio fair play? Sicuramente il nostro obiettivo è cercare di dare quei valori legati all'essere giusti in campo, no? Quindi durante la settimana il nostro obiettivo è prepararci al meglio per essere il migliori possibili, diciamo, da questo punto di vista, per essere più equi poi la domenica in campo. Quindi essere poi paragonati anche a personaggi come quelli che abbiamo visto oggi, Chiara, Roberto, Alessandro, mi rende estremamente orgoglioso e di conseguenza c'è anche una responsabilità poi che sento mia, perché nel momento in cui si conoscono personalità di questo genere è chiaro che la responsabilità non deve rimanere fine a se stesso, ma va portata in campo, va portata tra i colleghi, va portata in famiglia, va portata con la propria compagna a livello relazionale, quindi mi sento estremamente fortunato e orgoglioso di essere qua presente. Certo. Oggi. Senta, soprattutto portare avanti quella scuola friulana di arbitri che ha lasciato il segno, tipo Barbaresco e Toselli di Cormons. Sicuramente le origini hanno una valenza impressionante, perché non si può pensare di costruire un futuro senza conoscere il proprio passato, e io sicuramente sono fortunato da questo punto di vista, perché ho dietro e davanti delle persone che in questo momento mi stanno dando una grandissima mano nel costruire il mio percorso, che sicuramente è sempre più ambizioso, però è importante conoscere le proprie radici, il proprio passato, e quindi poi siamo pronti per progettare il futuro. La scomparsa di Alessandro a soli 40 anni è una ferita che non sparirà mai per un genitore. Vedere il proprio figlio premiato per il fair play è una carezza a un cuore che ancora piange. Allora, siamo onorati di queste manifestazioni di grande affetto e riconoscenza verso nostro figlio. Lui era veramente per lo sport, ha dedicato tutta la sua vita
e fino all'ultimo ci ha creduto e voleva che lo sport fosse per i giovani uno sport puro e che fosse per tutti, perché diceva sempre lo sport è vita. In quanto riguarda l'etica, si è battuto come consigliere federale quando è stato a Roma dal 2012 al 2016 per la carta etica che è stata approvata all'unanimità nel Consiglio federale nel 2013. Proprio credeva nello sport puro e Certo. questi riconoscimenti ci fanno tanto Onore. e siamo, perché così la sua memoria vive anche dopo quello che ha fatto. Nel 2021 ha avuto il Covid, poi dopo averlo superato non ha esitato a donare il rene alla sua compagna. Si aspettava che tale gesto venisse premiato come esempio di generosità e fair play? Sì, perché era da un anno a questa parte che la signora qui non stava molto bene e allora abbiamo deciso di vedere insieme, andare in giro per l'ospedale per vedere se si poteva fare il trapianto, no? Purtroppo il trapianto non si poteva fare perché io non ero compatibile con la compagna. Allora ci siamo informati e l'unico ospedale dove ci è stato indicato dove potevano fare un trapianto da vivente incrociato, perché da non compatibili, no, è stato l'ospedale Padova, centro trapianti di Padova. Siamo andati, abbiamo parlato con la professoressa, veramente una persona in gamba, molto in gamba, anzi penso sia una delle migliori a questo punto, no? Ci ha detto vediamo, facciamo l'analisi, vediamo qua. Abbiamo fatto, no, gli esami, ci ha detto dobbiamo attendere adesso, appena avremo il rene giusto per la compagna vi chiameremo. Allora noi abbiamo aspettato un po', ci è arrivata la chiamata a marzo 2020, io a marzo 2020 non stavo bene, siamo andati giù a Padova, la signora, la mia compagna, è entrata in reparto, io ho dovuto andare giù, mi hanno fatto tampone, sono risultato positivo. Così siamo tornati tutti a casa. Dopo un anno l'ospedale ci ha richiamati di nuovamente e mi ha detto lei com'è con il Covid, cioè, ha avuto disturbi, io ho detto no, sono a posto perché andavo ancora in bicicletta, perciò. Allora un mese dopo ci hanno chiamato perché il rene era in arrivo ed era un venerdì sera. Siamo partiti da Gemona, siamo andati giù, siamo arrivati a mezzanotte, il giorno dopo la compagna è stata trapiantata e tutto è andato bene perché io dovevo donare l'organo all'altra persona, però bisogna vedere se tutto va bene perché non c'è dare un organo che poi la compagna stava bene, abbiamo aspettato 20 giorni perché si aspetta circa 20 giorni, un mese. Poi mi hanno chiamato, ho dovuto entrare io e ho donato il rene ad un'altra persona, così facendo ho salvato 2 vite, insomma, una quella di mia moglie e la seconda l'altra persona che aspettava il rene. Senta, l'importanza della cultura del dono. Allora dico, se io sono di questo, perché poi ognuno pensa, i pensieri sono univoci, io penso che se a me non compromette niente e posso aiutare una persona e dargli una vita normale come tutti, perché no? Se a me non ha compromesso niente, cioè io vivo tranquillamente la mia vita, faccio sport, mangio, bevo nel limite del possibile come tutti e ho salvato 2 vite che adesso possono dire ho una vita normale. Perché è importante nel 2022 proporre alla società modelli etici all'insegna del fair play con sportivi come Chiara Cainero, Luca Zufferli e il compianto Alessandro Talotti? Diciamo che tutti i premiati sono ovviamente degni di menzione, persone a loro modo tutte straordinarie. Ovviamente per quanto mi concerne, insomma in particolare, ho avuto l'onore e l'incarico di fare una specie di laudazio per Chiara Cainero e devo dire che effettivamente è una persona straordinaria, al di là dell'episodio e del gesto per cui formalmente è stata premiata, cioè per questo abbraccio pur alla fine della gara
skeet delle Olimpiadi di Tokyo, dove purtroppo lei indubbiamente non è stata pari alla sua fama, ma invece la collega e rivale, perché questo è uno sport individuale, Diana Baccosi, ha conquistato la medaglia d'argento e lei alla fine con un grande abbraccio, diciamo, che testimoniava una vera gioia, diciamo, dell'amica più che appunto della rivale. Però questo è solo, come dire, un po' la punta dell'iceberg di una vita invece che è veramente straordinaria ed esemplare, perché come dire, Chiara, pur volendo le possibilità, non si è mai atteggiata a prima donna o a diva, ha vissuto e vive una vita straordinariamente normale, interpretando il ruolo di figlia, di moglie, di madre, quasi di donna, diciamo, del Friuli tradizionale, accanto indubbiamente invece a questa vocazione sportiva che è di grande modernità e che lei interpreta con grande modernità. E mi è venuto di commentare pensando che la storia della sua vita sembra inventata, diciamo, da uno scrittore di romanzi per l'infanzia, e invece è il racconto di una vita reale, ecco. E, come dire, interpretando anche la mia funzione di presidente dell'Associazione Culturale Don Gilberto Pressacco, e pensando al concetto di raffinata Rusticitas friulana, direi che lei è, come donna almeno, l'esemplare perfetto di una raffinata Rusticitas. Lei c'era quando il dirigente dell'Aido, Daniele Damele, propose ad Alessandro Talotti di diventare testimonial per la donazione degli organi. Ricorda la positiva reazione di Alessandro? Ma Alessandro è sempre stato un generoso, e quindi quando ha ricevuto questa richiesta di essere testimonial dell'Aido, e parliamo dunque del 2007-2008, si è subito reso disponibile per una campagna. È stato realizzato un poster che era visibile in tutta Udine, era visibile nelle scuole. Questo era un po' l'Alessandro che, a fianco alla carriera di atleta, metteva vicino anche una grossa sensibilità, una grossa attenzione ai bisogni della società. E soprattutto ha detto subito di sì. Ha detto subito di sì, come l'ha detto anche ad altre associazioni che avevano bisogno di un qualcuno, una figura che le sapesse veicolare presso il pubblico il messaggio che volevano mandare. Questi premi sono importantissimi, soprattutto in questo preciso momento storico dove l'etica, le persone che si distinguono dal punto di vista umano, come ho sentito qui, come le persone che donano organi, le persone che si distinguono dal punto di vista dello sport, devono essere portate ad esempio. E quindi ben vengano queste manifestazioni, questi premi, e credo che questo deve essere trasmesso soprattutto alle generazioni future, perché abbiano un esempio, una luce proprio per vedere meglio il proprio futuro.